Bella Wagyu, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi per fare la reaction Atalanta-Napoli. Partita fondamentale, come avete ben sentito nelle scorse settimane è stato esonerato Garcia, per fortuna, ma è subentrato Mazzarri perché non lo so. Però l'importante è che ci dimostra se il Napoli è tornato o no. Noi ci vediamo con il match. Bello! Sì! Amir! Sì! Grande Rachmani! Dai! Stiamo giocando bene! Bravi ragazzi! L'importanza dei calci piazzati, come dice Mazzarri. No, Agiu è fuori gioco. Dai, non fa niente. Li cacciamo. Fortunato Mario Rui, quasi in lacrime, il nazionale uruguagio che nella vittoria Agiu si è fatto male Oliveira. un tempo da centrale, potrebbe anche essere al ginocchio. un'eventuale lettura particolare da parte di Mazzarri. No, non abbiamo sostituzione. Lui sta giocando pure bene, è il migliore in campo. Ma poi noi siamo sempre sfigati su quel lato sinistro. Avevamo Gulam e si è rotto il crociato della Roma. Se arriva Oliveira e si rompe, penso di nuovo il crociato perché sta uscendo in barella. Ma noi siamo proprio sfortunati su quella fascia. Sì! Guarda! Sì! Grande, allora tutti dietro, non abbiamo il terzino. Dai ragazzi, sì. Bravo Collini! Dai, sì! Grande Collini, dai! Siamo attenti, dai! Mannaggia, tieni Manu! Mannaggia! Bellissimo, grandi! Polità! Chiama! No. Ma questo deve essere gol, ma questo deve essere gol! Mamma! Guarda là! Tieni, manna che parata che ha fatto! Ragazzi, è finito il primo tempo, un Napoli che mi sta piacendo come gioca. Sono meravigliato perché mi aspettavo una partita dove il Napoli si chiudeva in difesa e l'Atalanta attaccava solo. Però mi sta piacendo, stiamo dominando noi e alla fine l'ultima occasione dovevamo segnare per forza. Perché tu recuperi palla là, non ti puoi permettere di sbagliare 1 contro 1 col portiere. Speriamo che non inciderà nella partita. Noi ci vediamo il secondo tempo. Bravo Anghissà! Dalla Politano, vai Politano, non puoi sbagliare Politano. Raspadori! Mannaggia! Chiama, questa è la seconda occasione sprecata, buona. Mamma mia, lo sapevo. Ma abbiamo fatto saltare troppo facile. Forse Juan Jesus doveva uscire lì. Mannaggia. Mamma mia, l'avevo vista dentro questo tiro di Pasalic. Mamma mia. Siamo attenti, mo sta giocando solo l'Atalanta. Ma si scema, Zeli. Bravo Lobotka. Ma dalla Juan Jesus che era libero. Mamma mia. Grazie per la seconda volta. Bravo. Trova un modo di andare da Osimhen però non porta via la pallone, ha recuperato l'Atalanta. Pasalic l'1-2. Riporta la partita, fa esplodere il Gavi Stadium, porta avanti l'Atalanta al 68esimo minuto. Non va bene.
Cioè abbiamo per colpa di quella palla persa di Osimhen. Ah, è fuori gioco, è fuori gioco! Sì! Mamma mia, grazie. Mamma mia. Sì, 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 sì. Guarda in mezzo, c'è quel cross forte sul secondo palo, la palla passata. Bravo Nathan! Che salvataggio! Siamo attenti, dall'Osimhen, bravo. Mamma mia, mamma mia. Che si è mangiata là davanti. Siamo attenti. Vai Osimhen! Elmas! Sì! Elmas! Fuori gioco! No! Sì! 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 Elmas! Corenamo! Dai! Tutti dietro adesso! Finita! Finita! Sì! Sì! Grande Mazzarri! Finalmente abbiamo riconosciuto il nostro Napoli. Grazie Mazzarri. Comunque abbiamo giocato bene, abbiamo sofferto però all'inizio del secondo tempo. Ringraziamo Carnesecchi che ci ha regalato quella palla e siamo riusciti a segnare. Grazie Mazzarri ancora che hai fatto ritornare il nostro Napoli. Bello da vedere. E poi questa partita l'ho sentita di più rispetto alle altre perché Garcia mi aveva fatto proprio passare la voglia. Non mi aspettavo niente da lui. Grande Mazzarri. Noi ci vediamo con la reaction Real Madrid-Napoli. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi.